cui fanno un numero, Toscarella e Voyager Griff, fanno 1:11,4 con vincitore Voyager Griff su Toscarella, girando di fuori l'ultimo giro, e ovviamente Un Sogno Grad non era in categoria e oggi invece torna in categoria alla portata. Bisogna vedere dove rimane in partenza, perché ci sono partitori molto svelti come Vaston dei Mag, Solimano, Viperina Spin, e poi ci sono buone voci su Top Capi, quindi corsa secondo me più aperta di quanto non dicano le quote. Stiamo a vedere. Okay. Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, una condizionata sul miglio in 8 al via, Top Capi, Ussaro Egral, Un Sogno Grad, Vaston dei Mag, Solimano, Viperina Spin, in seconda linea Sheridan Treb, Vegas Cloudlet. Partenza alla velocità di Un Sogno Grad, Vaston dei Mag, poi Solimano, Viperina, all'interno c'è anche Ussaro Egral, ma passa in breve Un Sogno Grad che in partenza ha risolto la questione, almeno per il momento, e scivolato al comando davanti a Ussaro Egral. Terza posizione per Vaston dei Mag, poi Top Capi, si accoda Viperina Spina avanti a Top Capi, intanto avanza all'esterno Solimano, ma Un Sogno Grad continua a guidare tranquillamente. 29,3 i primi 400 di gara. La seconda posizione per Ussaro Egral lungo la corda, all'esterno rimane Solimano e più indietro c'è Vaston dei Mag, mentre sposta all'esterno anche Viperina Spin, poi Top Capi, via via gli altri. 44,9 il passaggio ai 600 con il favorito che continua a guidare di buona lena, 15,6 parziale, Un Sogno Grad in vantaggio su Ussaro Egral. All'esterno si impegna sempre Solimano. Terza ruota ora per Vegas Cloudlet. Vegas Cloudlet cerca di progredire, ma il ritmo è sempre sostenuto, 59,8 il passaggio agli 800 e Un Sogno Grad continua a guidare. Ussaro Egral in seconda posizione, all'esterno però Vegas Cloudlet migliora e anche Sheridan Treb viene via dopo 1 chilometro in 1,15 esatto. Cavalli a 400 dalla conclusione con Un Sogno Grad che ha preso netto margine di vantaggio, avanza anche Top Capi dalle posizioni di retroguardia, si porta in terza ruota sull'ultima curva. Intanto Un Sogno Grad in netta evidenza al completamento della piegata, insiste nella sua progressione Top Capi in terza ruota, in seconda posizione alla corda rimane comunque Vegas Cloudlet, retta d'arrivo con Un Sogno Grad che si allunga per vincere isolato. Secondo posto per Top Capi, al terzo chiude Vegas Cloudlet che precede Sheridan Treb. 1:13,9 il ragguaglio finale per Un Sogno Grad che corre davvero al meglio in percorso di testa. Roberto Vecchione lo fa subito sfilare in vantaggio per concludere da lontano. Mai in discussione il successo per Un Sogno Grad. Ancora il segno Roberto Vecchione dopo la vittoria con Zico. Ora 1:13,9 per Un Sogno Grad. Ancora Roberto Vecchione in salchi per il training di Enzo Di Santo.